E siamo ritornati con le nostre telecamere a Chiaramonte Gulfi. Passeggiare tra queste stradine ha davvero sempre un suo fascino. Guardate la meravigliosa chiesa che si trova alle mie spalle, ma siamo qui non solo per raccontarvi come sempre il territorio, le sue eccellenze, ma anche per farvi conoscere le persone che ci vivono e che qui hanno investito la loro vita e la loro attività. E oggi sono proprio di fronte ad una merceria storica per incontrare Elvira. Buongiorno Elvira. Buongiorno a voi e benvenuti a Chiaramonte. Siamo È la mia merceria. Siamo in un luogo speciale perché ha una storia lunga e ha tanto da raccontare. Sì, questa diciamo che è la merceria che io ho rilevato 30 anni fa, è una merceria di vecchissima data, circa 150 anni. Insomma, era il vecchio proprietario, si chiamava Michele, lo zio Michele, che faceva tra l'altro il venditore ambulante per le strade. Adesso quando entreremo vi faccio vedere che ci sono ancora dei mobili storici in questo locale, insomma, che io non sono riuscita a togliere proprio per il legame che c'è con tutto l'abitacolo e la merceria stessa. Beh, prima di entrare posso dirti che ha catturato la mia attenzione questa panchina. Questo è speciale perché è un lavoro fatto, anzi rifatto nel 2024 ad agosto dal pittore Salvatore Montanucci. È un lavoro che già avevamo fatto 5-6 anni fa, però poi col tempo insomma si erano logorate e quindi lui le ha rifatte perché siamo amici, insomma gliel'ho chiesto. E una particolarità a cui tengo tantissimo è stato questo figo d'India, che lui, devo dire, si arrabbierà per questo sicuramente, non voleva fare perché non è col suo stile, però invece penso insomma ecco che racconti un po' anche la sicilianità che abbiamo a Chiaramonte, perché insomma i fichi d'India fanno parte del nostro territorio. Beh, c'è anche dell'altro che racconta della nostra sicilianità, perché io vedo tanti lavoretti artigianali che parlano di Sicilia con i suoi colori, i suoi simboli, anche i suoi modi di dire dialettali. Tutto ciò che voi vedete scritto sono insomma i detti dei nostri nonni, che ancora oggi penso siano molto molto attuali. Un lavoro che io mi sono un po' inventata perché mi venivano chieste sempre dei souvenir, tra l'altro da poter portare in valigia, quindi non il soprammobile ma qualcosa di piatto, ecco, che non desse fastidio. Essendo comunque questo un'attività tipicamente femminile, un luogo femminile, io mi sono inventata degli oggetti femminili, che sia dallo strofinaccio alla prisina, al portatelecomando, insomma alla borsetta, tutto ciò che noi donne ecco, utilizziamo. Ecco, piccole attività come queste diventano poi anche un punto di riferimento per la comunità, da qui la loro importanza. Sì. Beh, io ne sono orgogliosa, non voglio peccare di presunzione, ma ne sono orgogliosa di questo. Ho 50 anni, da 30 anni gestisco questa merceria, quindi molte persone mi hanno visto crescere e quindi io sono cresciuta con loro. Molte persone che magari avevano 40 anni adesso insomma ne hanno 70, 75. Per me sono delle nonne, sono delle mamme, quindi sono delle persone che mi vogliono bene. A volte capita molto spesso, soprattutto con le persone più grandi, che magari passano e mi dicono no, non devo comprare niente, è solo un saluto perché ave magno che non ne vedremmo. Quindi questa frase qui mi riempie di orgoglio perché vuol dire che mi hanno pure pensata, ecco, anche se non comprano però mi vengono a salutare. Beh, diciamo che ti dà anche la spinta un po' per andare avanti. Sì, assolutamente, io non credo che riuscirei mai, non è nemmeno nei miei pensieri di dire chiudo, anche se devo dire che è molto molto difficile. Ci vuole un po' di coraggio e bisogna anche sapersi reinventare. Tu hai fatto del tuo lavoro anche una passione. Sì, assolutamente. Io ho investito anche in dei macchinari, ho un laboratorio a casa ovviamente perché qui il locale è molto piccolo, è già strapieno e non avrei lo spazio. Però sì, è vero, ti devi reinventare se vuoi comunque sopravvivere e se ci credi in quello che fai. Allora Elvira, diamo uno sguardo dentro e continuiamo la nostra chiacchierata, anche perché so che hai riservato una sorpresa per noi. Sì, sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi in questa occasione e quindi sì, ho pensato di farvi un regalo. Oggi
insomma, da donna a donna, lo regalerò a te, ma vale anche, insomma, per tutta la redazione, per tutti simbolicamente. Vieni, guarda, ti faccio vedere. Allora io passo dietro il bancone insieme a te, se me lo permetti. Certo, prego, prego, guarda, ti faccio vedere come si sta da questo lato. Allora, ho pensato, visto che io, insomma, sono delle cose che faccio per vendere, per i turisti, ho pensato di farne uno anche per voi, con il vostro logo, così ogni volta che lo vedrete penserete a me. Non solo lo vedremo, ma lo utilizzeremo Sì, in cucina, perché sai che noi vogliamo anche valorizzare le ricette della tradizione. Spesso proprio io mi metto in cucina e vesto i panni di cuoco, almeno ci provo, quindi è davvero un ottimo regalo. Lo indosserai e penserai a me. Grazie Elvira, è molto bello, hai scelto un po' appunto i colori che simboleggiano la Sicilia, è molto bello. Ovviamente i colori sono questi della nostra Sicilia, colori vivi, colori accesi che ti danno gioia, felicità. Noi la Sicilia effettivamente, per chi non la conosce, non sa che cosa si perde, perché noi siamo gioia, siamo calore, siamo vivacità proprio. Noi siciliani siamo fatti così. Io incontrandoti ho percepito subito l'amore che hai per la nostra terra e per il tuo paese, Chiaramonte Gulfi. Sì. Come lo descriveresti? È un piccolo gioiello però che è stato messo in un cassetto, quasi un po' dimenticato. Adesso che, o meglio, ogni volta che qualcuno cerca di prendere questo gioiello e ripulirlo, ci vuole tanta fatica, perché molti giovani, come ti ho detto poco fa, sono andati fuori. Io sono una di quelle donne che credo in Chiaramonte, ho 2 figli, voglio e spero che loro crescano qui, che vivano qui, e quindi nel mio piccolo, insomma, cerco di fare quello che posso per rendere Chiaramonte, insomma, per regalare un sorriso anche, ecco, a chi legge o a chi compra questi oggetti che faccio io, o comunque, ecco, cerco di essere un punto di riferimento per chi ancora, ecco, si cimenta nella sartoria, nella maglia, insomma, ecco, nei lavori manuali. Effetto anche piccole riparazioni sartoriali, non è così? Sì, assolutamente. Anche questo è stato un reinventare, perché mi sono reinventata anche ecco, col fatto che oggi nessuno, o meglio la nuova generazione, non riesce, o meglio non prova nemmeno con il pensiero a fare questi piccoli lavori, allora io sono qui. E sono qui per tanti, devo dire. E questo a volte mi fa piacere perché per me è lavoro, ma certe volte mi fa tanto arrabbiare, perché vedo che nessuno si cimenta a fare quelle cose che sono di una semplicità. Anche quando salta un bottone, è vero, non si riesce più a sistemarlo. Assolutamente, quello che dico io, il bottone ha i buchi. Nei buchi deve entrare l'ago, nemmeno questo molte ragazze si cimentano a fare. Però va bene, anche per questo ecco, io sono qua, lavori sartoriali, accorci, aggiustature, un po' di tutto. Un luogo raccolto ma ricco di colori e di oggetti. Ce ne mostri qualcuno di più caratteristico? Sì, allora la merceria deve essere colorata, deve essere confusionaria, altrimenti non ha motivo di esistere. Tutto ciò che voi vedete sono semplicemente delle piccole cose che vanno a includersi in un lavoro più grande, dagli sbieghi ai nastrini. Ecco, quello che tu stai vedendo è solo una parte dei nastrini, poi io ho un occhio particolare, un occhio di riguardo, tutto ciò che è colore, nastrini, mi viene naturale anche proporli. Questa, ecco, è una parte. Qui abbiamo tantissimi bottoni, solo una parte di bottoni. Devo dire che ormai con l'età dimentico anche dove sono posizionati, ma fino a qualche anno fa riuscivo a ricordare anche dove fossero posizionati i bottoni. In una merceria di, non so, 40 anni fa, 50 anni fa, avremmo trovato un angolo del genere. Allora, in una merceria di 50 anni fa no, fino a 30 anni fa sì però. Adesso purtroppo è morta anche la vendita dei bottoni. Io li compro perché poi, ecco, facendo dei lavori artigianali, ciò che compro io lo vedo già sistemato in un determinato lavoro.
Però devo dire che è difficile, ecco, venderli, ma semplicemente perché ecco, ormai, come ti dicevo poco fa, non li compra più nessuno. Diciamo ecco che sono poche le persone che li comprano, però io ne sono affezionata e quindi continuo a comprarli e continuo a utilizzarli. Vieni con me, guarda, ti faccio vedere una cosa che ormai nelle mercerie non penso che si trovi più, o comunque se si trova. Allora, queste sono due macchine storiche, avranno circa 70 anni ciascuna. Erano qui prima di me, io poi le ho piantate perché erano mobili. Questo, mentre stiamo guardando, è uno dei mobili storici della merceria. È un mobile che, se andate a vedere nei dettagli, diciamo, ecco, il mobile stesso è inserito nella struttura. Queste macchine che io poco fa vi volevo far vedere sono delle macchine che servono per fare i bottoni, servono per fare questi bottoni classici automatici che noi vediamo poi nei giubbotti. E questo invece serve per fare i bottoni rivestiti di stoffa. Anche questi ecco, ormai non se ne usano più, poco diciamo, però ecco ancora qualcuno esiste. E poi una cosa a cui tengo tanto, ecco il quadro lì che sta sopra l'orologio, quella natività lì ha l'età del negozio. Quindi sono circa 150 anni, era della prima insomma, esercente, di chi ha creato questa merceria. Sono 150 anni, io non l'ho mai tolto perché ho paura che togliendolo, a parte che si possa danneggiare, non so nemmeno come tenga dietro la struttura, quindi non lo tocco assolutamente perché proprio ho paura di danneggiarlo. Beh, hai ereditato davvero un insieme di ricordi incredibili Sì. insieme a questo luogo. Sì, sì, anche perché io sono, quando ho iniziato avevo 18 anni, ho iniziato a fare la commessa proprio con la prima proprietaria, quindi poi lei è venuta a mancare e ha tramandato diciamo, la merceria, l'attività al figlio e quindi alla nuora. Però io ho imparato tanto dalla signora Ciuciù, lei si chiamava signora Ciuciù, la chiamavano tutti così, ho imparato tanto, anche proprio l'arte della vendita. Ho cercato di cogliere tutto ciò che lei poteva darmi. Una frase che lei mi diceva sempre era in dialetto: roba spunuta, mensa vennuta. Cioè, più confusione c'è, mentre la gente aspetta il suo turno, guarda e quindi magari si apre la mente e poi compra. Ed è vero, effettivamente poi io insomma l'ho constatato nei miei anni di esperienza qui dentro, a parte che io adoro la confusione, i colori, qui è tutto colorato, quindi penso che entrare in una merceria del genere ti dia proprio quel senso Deve un po' gioia. stimolare anche la creatività. Esatto, esatto. Magari ecco anche la curiosità, perché molte persone entrano e chiedono a cosa serve questo, che cos'è questo. E quindi poi magari spiegando, insomma, faccio vedere anche come si può usare. Sì, io amo questo lavoro. Hai avuto la fortuna di imparare da una generazione un po' lontana, diversa ormai da quella di oggi, quindi hai recepito, assorbito quelle sfumature che poi riguardano l'approccio con la clientela, quindi un modo di porsi magari diverso da quello che oggi troviamo. Allora, sì, sicuramente. Allora, penso che un po' devi averlo dentro, sicuramente. Io sono una donna che parla molto, troppo. Però diciamo che qui dentro mi ha aiutato tanto, perché l'arte del parlare ti aiuta, ecco, nella comunicazione e in questo caso anche nella vendita, devo dire. Però sicuramente io a 12 anni sono andata dalla ricamatrice, mamma mi ha mandato dalla sarta, quindi ho imparato grazie a quella signora la macchina da cucire, ho imparato a ricamare e questo certamente poi mi ha aiutato diciamo, soprattutto ecco, nella seconda fase della mia attività, cioè nel reinventarmi, perché se io non fossi stata capace di cucire un minimo, non potrei certamente realizzare tutto ciò che realizzo. E da qui l'importanza di cominciare un po' da bambini a sviluppare delle abilità. Sì, sì, dovrebbe essere ancora così. Oggi invece
Ripeto, ecco, come ti dicevo poco fa, non si investe più neanche su questo, perché se tu una bimba, una ragazzina o anche un ragazzino lo, diciamo, ecco, lo fai vivere a contatto con un mestiere che potrebbe essere anche il più semplice, magari questo può sviluppare in lui o in lei la curiosità di continuare, di provare. E questo invece con i bimbi di oggi non si fa più, si tende a mandarli in palestra, al ballo, al calcio, queste cose ecco, non... Io ho 3 nipotine femmine e 2 maschietti. Soprattutto con le femminucce, insomma, una ce l'ho lontano, ma una ce l'ho qui, 2 ce le ho qui e quindi magari tendo a, ecco, a stimolarle. Non è che siano molto propense, devo dire. Però diciamo ecco che ogni goccia. Vanno spronate. Esatto, esatto. Io ci provo sempre perché mi piacerebbe avere la mia erede. Si è mai avvicinato un giovane per chiederti magari di imparare? Qualche giovane sì. Devo dire ho insegnato la macchina da cucire a parecchie ragazze che volevano cimentarsi, ma la generazione più lontana è la mia. La cosa che mi fa arrabbiare è questa. Ci sono le 2 generazioni più lontane, diciamo gli anziani, i diversamente giovani, gli anziani, e quelli giovanissimi che invece i giovanissimi hanno voglia di imparare. E io ho insegnato, devo dire, a cucire, a macchine da cucire, a rammendare, qualcosa sì. Invece la mia generazione, dai 40 ai 50, molto più devoti alle palestre, ai social, insomma. E questo mi dispiace. Ho avuto anche qualche ragazzo, sì, un paio di maschietti che poi comunque, essendo all'università, non avevano la possibilità lì di imparare e quindi essendo cresciuti qui e conoscendoci molto bene, sì, hanno voluto imparare anche la macchina da cucire. Sì, sì. Penso che ne facciano anche uso, devo dire, sì, sì, sì. Speriamo che sempre più persone possano un po' svegliarsi da questo torpore che oggi purtroppo grava su tanti e che si possano riscoprire appunto queste vecchie abitudini che non fanno poi tanto male, no? No, L'arte di arrangiarsi anche. brava, esatto, è l'arte di arrangiarsi, perché anche quando tu compri online, poi magari c'è da accorciare o da allungare o da stringere, allora se lo sai fare, perché se tu compri online 10 euro un capo e poi vai dalla sarta e te ne costa 25, cioè, allora tanto vale che lo compri nel negozietto del tuo paese e almeno dai una boccata d'aria all'economia di quel comune. Invece magari ecco, l'arte di arrangiarsi potrebbe aiutare in questo senso. Ci vedremo presto magari per realizzare un altro lavoretto, però insieme. Allora, io un altro lavoretto in serbo per voi ce l'ho, non ve lo dico perché altrimenti poi la sorpresa non ha più valore di esistere, però se noi concordiamo tutto lo realizzeremo anche insieme. Di questo sì, ne sarò felice. E allora a presto e intanto grazie e complimenti per la tua tenacia. Grazie, grazie mille, sono felice veramente ecco, che siate venuti a casa mia, ecco, a conoscermi qui a casa mia. Grazie.